Boateng Jet mi era piaciuto parecchio alla prima uscita qua a Cesena, la seconda un filino meno, da vedere un po' l'allievo dei De Muro. Seconda corsa, una prova per 4 anni, una condizionata, sono in 6 al via. 1 Barrontav Antonio Di Nardo, 2 Bastanesta Roberto Vecchione, 3 Bellium Debuti Andrea Farolfi, 4 Bob Logan Adrian Gioni, 5 Boateng Jet Davide D'Antoni, 6 Bruno Ska. Marco Stefani, favorito e anche in maniera abbastanza netta, Bastanesta, allievo di Roberto Vecchione e Holger Ehlert, che si avvia col numero 2. Si parte con veloce Bob Logan, veloce Bellium Debuti, i due sorprendono Barrontav e soprattutto Bastanesta, che è partito molto piano rispetto alle sue caratteristiche, galoppa a imboccare la prima curva Bob Logan, si muove in anticipo Barrontav su Bastanesta e va a sfilare nei confronti di Bellium Debuti, 14,9 per i primi 200 metri di corsa. Barrontav sfila nei confronti di Bellium Debuti, Bastanesta in terza posizione a precedere Boateng Jet, Bruno Ska alla retroguardia, Bob Logan rimesso dopo errore. 29,6 per i primi 400 metri di corsa da parte di Barrontav, che è in vantaggio nei confronti di Bellium Debuti. Bastanesta che si scopre va all'esterno del leader, cerca di farlo accelerare visto che la curva è stata comoda, comodissima anche in 16,5. Attacca Bastanesta nei confronti di Barrontav dal parziale Roberto Vecchione e passa di parziale a 900 metri dalla conclusione, contropiede, frazione folle in 13,7. Bastanesta ha accelerato tutto quello che non aveva accelerato in partenza, è andato a scavalcare Barrontav. In terza posizione Bellium Debuti, a precedere sempre Boateng Jet e Bruno Ska. Il chilometro passato in 1,15,4 con una frazione in 15,5. In vantaggio Bastanesta nei confronti di Barrontav, di Bellium Debuti, di Boateng Jet e di Bruno Ska. Continuano in fila indiana 400 dalla conclusione, 15,2 la dritta di là. Bastanesta in vantaggio, ha completato i primi 1.200 in 1,36 e ora allunga sull'ultima curva, guadagna margine nei confronti di Barrontav, poi Bellium Debuti e gli altri. L'ultima curva passata in 14,7, tanto basta per fare dispersione all'ingresso in retta arrivo. Bastanesta e Roberto Vecchione, che a 100 dal palo, sono padroni della situazione. Bastanesta che viene a concludere il percorso da vincitore nei confronti di Barrontav, che è secondo avanti a Bellium Debuti. 1,59,9, 1,15,1 il ragguaglio cronometrico, il successo di Bastanesta, Roberto Vecchione, Holger Ehlert, che è anche proprietario sotto i colori del Team Ehlert del figlio di Nesta F e Unexpected Day, che porta a casa la vittoria non partendo svelto come sa fare, ma agendo in contropiede con un parziale devastante davanti alle tribune, passando su Barrontav e poi portandosi a casa un semplice assunto.